Dottor Lillo Pisano è stato nominato al gabinetto della segreteria particolare dell'assessore al turismo, oggi qui ad Agrigento per fare un po' un giro, una presa visione, ma parlare anche di ciò che sono il suo lavoro e cosa si può fare per il nostro territorio direttamente dalla cabina dell'assessorato al turismo. Sì, noi inizieremo a fare una programmazione sul territorio. Già stamattina abbiamo incontrato una serie di operatori turistici e abbiamo preso le loro esigenze e vediamo di portarle all'Assemblea regionale e anche in assessorato per vedere di poter sviluppare un programma turistico degno di questa provincia. Il turismo è uno dei punti di diamante chiaramente che può risollevare non solo il territorio agrigentino ma anche quello siciliano. In questo senso so che stanno partendo dei bandi, se magari ci vuole dare qualche anticipazione. Dobbiamo dire che il turismo è il nostro petrolio, perché noi come terra di Sicilia abbiamo l'ambiente ma abbiamo il turismo, che è la nostra forma primaria di economia e usciranno a breve una serie di bandi per quanto riguarda i B&B o altri bandi per quanto riguarda la promozione turistica. Lei è anche stato candidato, diciamo, per le ultime elezioni, una valutazione politica, chiaramente con la sua esperienza, lei è vicinissimo a Fratelli d'Italia, all'onorevole Meloni. Ecco, cosa ne pensa di questo scenario? Il centrodestra riuscirà magari con qualche possibile aiuto di altri partiti a portare avanti, a realizzare un governo? Io sono fiducioso, ma soprattutto sono fiducioso per la mia forza politica, perché oggi o si fa un governo di centrodestra o si programma di nuovo le elezioni. Non si può andare avanti con chi secondo me ha preso in giro gli italiani, che sono la seconda forza di questo paese, che sono i 5 Stelle. Si è visto il valzer prima con il centrodestra, poi con il centrosinistra, e non hanno identità, come abbiamo detto anche in campagna elettorale, ma noi già lo sapevamo, lo hanno dimostrato nei 50 giorni subito dopo il voto. Noi siamo di buon auspicio per un governo di centrodestra, oppure programmiamo nuove elezioni. Ecco, parliamo anche del prossimo appuntamento elettorale che la provincia di Agrigento, come tanti comuni della Sicilia, si appresteranno ad andare. Ecco, i Fratelli d'Italia in questo senso che tipo di programma sta facendo e se avrà anche dei suoi candidati, chiaramente. Fratelli d'Italia presenterà la lista naturalmente nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, quindi a Licata saremo presenti con la nostra lista, nei comuni minori naturalmente ci aggregheremo con le liste del maggioritario.